benvenuti alla TG Sicilia. Le principali notizie. A Palermo torna in primo piano l'inchiesta sugli appalti illeciti nella sanità. Respinta la richiesta di scarcerazione di Cuffaro. L'ex governatore resta ai domiciliari. Confermata la misura anche per l'ex autista Raso. Palermo violenta, distrutta con un piccone la vetrina di un locale a pochi passi dal Politeama. Bottino 10 euro. Intanto, sempre a Palermo, non si spegne la polemica per l'impiego di guardie giurate private per rafforzare i controlli nel periodo delle feste, ma per Confcommercio è comunque un buon provvedimento tampone. Tempo instabile, con forti raffiche di vento, cielo coperto, pioggia a tratti, ma a Palermo è boom di turisti. Fra Natale e Capodanno si calcola saranno oltre 115.000 i passeggeri in transito dall'aeroporto. Intanto l'Etna continua a dar spettacolo tra neve abbondante e fontane di lava, voli regolari all'aeroporto di Fontanarossa. L'acqua di nuovo oggetto di polemiche per la Corte dei Conti. La Regione dovrebbe farsi pagare da Siciliacque, che pure è una sua partecipata. Questo perché Siciliacque si fa retribuire dai clienti, ma non paga il canone quando si rifornisce. Calcio, Serie B, Palermo in campo oggi con il Padova per vivere un Capodanno sereno. La vittoria del Monza di ieri a Modena mette ulteriore pressione. Ai rosanero occorre una vittoria. Serie C, in vista del primo impegno del 2026, il Catania domani torna ad allenarsi e dal mercato potrebbe anche arrivare il colpo di inizio d'anno. Bentrovati, inchiesta sulla sanità siciliana, respinta la richiesta di revoca della misura cautelare per Cuffaro, l'ex governatore resta ai domiciliari. Marco Carri. Il riesame respinge il ricorso e l'ex governatore siciliano Totò Cuffaro resta ai domiciliari. È accusato di associazione a delinquere e corruzione. Il Tribunale del riesame di Palermo ha rigettato la richiesta di revoca della misura cautelare presentata dai legali di Cuffaro e l'ha condannato al pagamento delle spese del giudizio. Salvatore Cuffaro è coinvolto nell'inchiesta della Procura di Palermo sulla sanità siciliana, su appalti pilotati e concorsi pubblici in aziende sanitarie e ospedaliere. L'ex presidente della regione siciliana è accusato di aver avuto un ruolo apicale in un comitato d'affari che ha gestito nomine, concorsi pubblici e appalti. I giudici hanno rigettato anche la richiesta di riesame portata avanti dall'ex autista e fedelissimo di Cuffaro, Vito Raso, anche lui coinvolto nell'inchiesta a cui era stato applicato l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Il Tribunale della Libertà di Palermo aveva respinto anche la richiesta di riesame formulata per Roberto Colletti, ex manager di Villa Sofia e Civico, anche lui indagato nell'inchiesta sulla corruzione nella sanità. Confermati gli arresti domiciliari. Palermo violenta, distrutta con un piccone la vetrina di un locale a pochi passi dal Politeama. Bottino 10 euro, l'ennesimo episodio di un clima che non tranquillizza i cittadini. Marco Gulà. La vetrata di un locale è accaduto intorno alle 4 di stamattina in via Villafranca, a Palermo, a pochi passi da piazza Castelnuovo. L'interazione è stata ripresa dal sistema di videosorveglianza. Le immagini mostrano una persona che, dopo aver distrutto il vetro, entra nel locale e porta via una cassettina di sicurezza con all'interno 10 euro e 2 bottiglie di alcolici. Per il locale si tratta della seconda spaccata nel giro di un anno. L'uomo ha il tempo di uscire tramite il varco che si è creato mentre l'allarme suona già da un po'. Un altro episodio che si lega al filone di insicurezza che ormai regna in città. Qualche giorno fa il ferimento di una ragazza colpita dalla pallottola di un fucile in possesso di un ragazzo di 21 anni. Giuseppe Calì resta in carcere. Oltre alla detenzione del fucile, per cui è scattata la flagranza di reato, Calì è indagato anche per tentato omicidio, ma la lista delle contestazioni potrebbe cambiare. Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo non crede alla versione del ragazzo, che ha detto di aver trovato il fucile in un cassonetto e di aver sparato accidentalmente.
Intanto sempre a Palermo non si placa la polemica per l'appalto attraverso il quale il comune ha deciso di ricorrere a un'azienda privata di guardie giurate per rafforzare i controlli in città nel periodo delle feste. Manlio Viola. 40.000 euro per 30 vigilantes impegnati per 9 giorni dal centro alla periferia e polemica sulla scelta dell'amministrazione comunale di ricorrere ad un'azienda di vigilanza privata nel periodo delle feste in città per rafforzare i controlli. Una interrogazione è stata presentata dalla consigliera del PD Mariangela Di Ganci, che contesta l'affidamento diretto dell'incarico alla Sicurtrasport, quindi senza gara e senza passare dal consiglio comunale, ma contesta anche l'efficacia del ricorso alla vigilanza privata, visto che le guardie giurate non hanno potere di polizia. Dall'amministrazione comunale replicano ricordando che le pattuglie non girano da sole ma insieme ai vigili urbani. Sul fronte di cittadini e commercianti l'idea invece viene salutata con favore. Per il Codacons la norma lo prevede, ma non bisogna dimenticare che deve essere comunque lo Stato a garantire sicurezza in via prioritaria. D'accordo Patrizia Di Dio, presidente di Confcommercio Palermo, per la quale il ricorso alla vigilanza privata è comunque un buon provvedimento tampone. Non possiamo permetterci assolutamente di disperdere il patrimonio di Palermo accogliente, Palermo bella, mai e poi mai Palermo insicura e violenta. Stiamo percependo una maggiore presenza delle istituzioni dello Stato, delle forze dell'ordine, e questo è importante che continui in questa direzione con ancora più incisività, con ancora più risultati. Intanto la notte di Natale i vigilanti hanno impedito una incursione nel cantiere di ristrutturazione del Palazzo delle Aquile, sede storica del comune di Palermo, attualmente chiusa per lavori. Anche nel quartiere periferico della Zisa la loro presenza è stata salutata con favore fra i giardini monumentali dell'omonimo castello frequentati dalle famiglie. Alle 14.30 su Telecolor e domani alle 14 su Antenna Sicilia torna Il Punto, l'approfondimento condotto da Luca Ciliberti, che nell'ultima puntata di quest'anno si occuperà di sicurezza, appunto, stipendi, inflazione, pensioni. Tra gli ospiti politici, giornalisti e opinionisti. Nell'anteprima Pippo Battavina descriverà a modo suo la fotografia di Catania e dei siciliani. Andiamo a Catania, appunto, dove il Tribunale Civile ha condannato al risarcimento di 380.000 euro il cacciatore che nel 2019 aveva ferito all'addome, dopo una lite, un cittadino di Belpasso che si era lamentato dalla sua abitazione per il rumore dei botti del fucile. Oltre alla vittima, rimasta invalida per le ferite riportate, il risarcimento è stato esteso ai familiari. Nonostante fosse agli arresti domiciliari a Ispica per spaccio di droga, un giovane, utilizzando i social, comunicava con altri indagati, minacciava i testimoni dell'inchiesta a suo carico, postava frasi offensive contro le forze di polizia e così via. Il GIP di Ragusa a questo punto lo ha fatto trasferire dai domiciliari in carcere. Meteo instabile, con raffiche di vento che sfiorano i 50 km all'ora, cielo coperto e in alcune zone anche pioggia, e secondo gli esperti Capodanno sarà tra i più freddi degli ultimi anni. Francesco Aloi. Il giorno dopo Santo Stefano, mezza Sicilia è in allerta gialla. Il vento si fa sentire, con folate vicine ai 50 km orari. In poche parole si vola. Sì, esattamente, si vola, ma noi non temiamo freddo, viviamo a Milano, per cui teniamo duro. In qualche modo ci piace, ecco, perché porta dell'aria fresca. Qui siamo a Siracusa, vento forte, mare mosso e temperature basse. D'altronde è inverno e dovrebbe essere la normalità, anche se da queste parti al freddo non ci si abitua mai. Lo accettiamo ben volentieri, non siamo preparati come siciliani, però va bene così. Che stando sempre qua, magari fanno 14 gradi, per noi è già freddo. Ma la domanda a cui tutti vogliono una risposta è: che tempo farà a Capodanno? Come vediamo in queste mappe del CNR LAM, l'ultimo giorno del 2025 potrebbe piovere, soprattutto nella fascia orientale dell'isola, ma l'1 dovrebbe splendere il sole. Sul fronte temperature, per gli esperti sarà uno dei capodanni più freddi. Le minime si aggireranno nella notte di San Silvestro attorno ai 4, 5, 6 gradi in pianura e le massime non oltre i 10-12 gradi, quindi farà un po' più freddo del normale. Comunque i concerti in piazza dovrebbero essere salvi, anche se forse è ancora presto per dirlo. Si sa, il tempo cambia in un batter d'occhio. Copriamoci bene, altrimenti ci ammaliamo tutti.
E malgrado il tempo, ai boom di turisti a Palermo, fra Natale e Capodanno, oltre 115.000 passeggeri, si calcola, saranno in transito in aeroporto. Una buona metà resta in città in media 3 giorni. Maglio Viola. L'allarme sicurezza che tanto preoccupa la città di Palermo e gli operatori economici non sembra invece spaventare i turisti. Superato lo stereotipo di Palermo e mafia, la città non viene più considerata né violenta né insicura. Lo testimonia il boom proprio di turisti nel periodo delle feste. I dati dell'aeroporto parlano di 115.000 passeggeri in transito fra Natale e Capodanno, esattamente dal 22 al 28 dicembre, quindi non ancora per il primo dell'anno. C'è una crescita significativa del traffico internazionale superiore al 20%, mentre diminuisce il traffico domestico, ovvero quello italiano, ma solo del 5%. A fronte di questi dati anche gli albergatori mostrano un trend di cambiamento. Si arriva dal 22 dicembre prima rispetto agli anni passati. I dati di Federalberghi parlano di occupazione media del 50% nelle strutture di Palermo e provincia e di una permanenza media di 3 giorni dei turisti che arrivano in questo periodo. Le presenze però crescono dal 28 dicembre in poi con l'avvicinarsi di Capodanno, quando gli alberghi faranno registrare il tutto esaurito. Sono i primi segnali di destagionalizzazione che però si accompagnano con la crescita delle tariffe medie del periodo. La città viene ancora percepita come sicura e vivibile e questo è testimoniato dalla permanenza media di 3 giorni che mostra anche quella un trend in crescita. Intanto dall'altra parte della regione dà spettacolo l'Etna tra neve, fontane di lava alte fino a 200 metri, una perfetta cartolina di fine anno per turisti e appassionati, diminuito il tremore vulcanico, regolari i voli all'aeroporto di Fontanarossa. Desiree Ferlito. Cambia scenario l'eruzione in corso sull'Etna, dove l'attività eruttiva dai crateri sommitali si è trasformata in fontane di lava alte 150-200 metri, accompagnata dall'emissione di cenere vulcanica. Una nuova colata di lava si propaga verso est dal fianco della voragine. L'Etna ritorna puntuale a riprendersi la scena, tra vette innevate e lava incandescente. Una perfetta cartolina di Natale per turisti e amatori del vulcano più alto d'Europa. Intanto si legge in una nota dell'INGV di Catania i valori del tremore vulcanico diminuiscono gradualmente, attestandosi su livelli medio-alti. Da una bocca che si è aperta sull'alto fianco orientale del cratere Voragine ci sono state sporadiche emissioni di cenere e da lì avrebbe avuto inizio un flusso lavico che si sta dirigendo verso la parte alta della valle del Bove. Al momento rimangono chiusi gli accessi dei turisti alle aree del vulcano, al di sopra dei 2500 metri di quota, per la probabilità di formazioni improvvise di fontane di lava. L'attività non ha compromesso al momento l'operatività dell'aeroporto Fontanarossa di Catania. Occhi puntati anche sul vulcano Stromboli dell'arcipelago delle Eolie, dove è presente un trabocco lavico. Dalle immagini del sistema di monitoraggio dell'INGV, Osservatorio Etneo di Catania, è visibile un piccolo flusso lavico che si sta riversando dall'area craterica nord. La lunghezza di questa colata è di alcune decine di metri e rimane stazionaria da diverse ore. Una scossa di terremoto di magnitudo 2,7 è stata registrata dall'Istituto Nazionale di Vulcanologia di Roma nel Messinese alle 8:44. L'ipocentro del sisma è stato localizzato a 2 chilometri a ovest di Fiume di Nisi, a una profondità di circa 40 km. Nessuna notizia, per fortuna, di danni a persone o cose. Incidente mortale nella notte nel Ragusano, nei pressi dell'ospedale Giovanni Paolo II. C'è stato un violento scontro frontale fra 2 auto e nell'impatto ha perso la vita un giovane di 19 anni che era alla guida di uno dei 2 mezzi. L'altro conducente è rimasto ferito, è stato trasportato d'urgenza in ospedale e sottoposto a un intervento chirurgico. Altro argomento, l'acqua che non c'è è l'acqua pagata 2 volte. Paradossi siciliani che fotografano una situazione ancora fortemente critica nel settore del rifornimento idrico, come hanno scritto gli stessi giudici della Corte dei Conti. Orazio Longo.
L'acqua pagata 2 volte, il paradosso potrebbe essere tutto siciliano, considerando la grave crisi idrica che ormai da anni ha superato la soglia dell'emergenza diventando cronica. La polemica nasce con il servizio idrico agrigentino. AICA, l'azienda idrica locale, ha inviato una lettera a Siciliacque, la società partecipata della regione e controllata da Italgas, che fino al 2044 gestirà sul territorio regionale il servizio di captazione, accumulo, potabilizzazione e adduzione dell'acqua potabile, occupandosi della distribuzione idrica dalle grandi infrastrutture alle condutture di competenza degli ATO, per chiedere quanta dell'acqua che viene inviata nel territorio agrigentino provenga dal dissalatore di Porto Empedocle. Non è ammissibile, scrive AICA, che una medesima produzione idrica finanziata con risorse pubbliche regionali venga ulteriormente fatturata, generando una duplicazione del corrispettivo. Una questione da verificare e che attende risposte, sollevata anche da Legambiente Sicilia, che chiede di sapere quanta acqua ha prodotto il dissalatore di Porto Empedocle. I magistrati contabili intanto, nel referto sulla gestione dello stato di emergenza in relazione alla situazione di grave deficit idrico, sottolineano come siano ancora scarsi i progressi nella gestione delle criticità tecnico-impiantistiche, con specifico riferimento all'elevatissima percentuale di dispersione idrica totale in distribuzione, calcolata nel 51,6%. Spostiamo ancora pagina. In questi giorni di festa grande afflusso nel presepe vivente di Calatafimi Segesta. 200 i figuranti che animano nel centro storico della cittadina del Trapanese la rappresentazione della Natività alla sua 11ª edizione. Laura Spanò. Il centro storico di Calatafimi Segesta si è trasformato ancora una volta nel villaggio di Betlemme grazie al presepe vivente organizzato dall'associazione culturale Calatafimie. Ad accompagnare il pubblico fino a tarda sera oltre 200 figuranti e poi luci, musiche, canti, mestieri. Per loro sarà un viaggio multisensoriale pieno di emozioni fino alla grotta, dove ad attenderli ci sarà il bambinello tra le braccia di Maria con Giuseppe, il bue, l'asinello, gli angeli e i pastori. Calatafimi ha avuto sempre la tradizione del presepe, quindi lo spirito natalizio, la fede, la voglia di far vivere un Natale, il vero Natale, il Natale autentico, che è quello della nascita di Gesù. Quello che trovate a Calatafimi Segesta non è un semplice percorso da osservare, ma è un viaggio con un inizio e una fine, capace di condurre ciascuno dei presenti davanti al mistero di un Dio che si fa uomo. E un presepe nel cuore di una città è sempre un segno di rinascita, un'invocazione per la pace nel paese, tra le famiglie, nel mondo intero, e oggi ne abbiamo molto bisogno. Quanti verranno a visitarlo tra le tortuose viuzze del quartiere di Lificareddi hanno la possibilità di rivedere le antiche botteghe ricostruite con cura, che rivivono grazie alla presenza dei figuranti, dove condividere un momento di comunità tra riflessione e preghiere. È un gruppo che vive la cristianità e che vive l'aspetto religioso, infatti questo presepe in modo particolare cura l'aspetto biblico, da dove nasce il presepe. Il finale a sorpresa toccherà il cuore di tutti, la semplicità dei pastori e la dolcezza del bambino scelto tra i bambini nati nel 2025, che dà speranza all'umanità per un futuro di pace. A Calatafimi. È il momento della nostra pausa, tra poco il calcio con le ultime su Palermo, Catania, Siracusa e Trapani. Vi aspetto. Calcio oggi al Barbera, Palermo-Padova. Inzaghi vuole una vittoria per chiudere al meglio il 2025. Marco Gollà. Palermo arriva bene, dobbiamo chiudere l'anno nel migliore dei modi. Insomma, sappiamo che verrà tanta gente, ci teniamo a fare una grande partita. Pippo Inzaghi traccia la strada per far passare al suo Palermo e ai tifosi rosanero un capodanno sereno. La vittoria del Monza di ieri sul campo del Modena mette ulteriore pressione e allora oggi pomeriggio al Barbera contro il Padova il Palermo non ha alternative, occorre una vittoria. Che sarebbe molto importante per noi, per la nostra classifica, per dare seguito insomma alle 3 vittorie e il pareggio che abbiamo fatto nelle ultime 4 partite. Per cui speriamo di fare una grande partita, abbiamo un grande rispetto per il Padova, ma giochiamo in casa e voglio vedere la mia solita squadra. Ecco cosa si aspetta Inzaghi dopo il mezzo passo falso di Avellino. Di tornare a fare quello che abbiamo fatto, ormai quello che è stato. È chiaro che c'è il rammarico perché a un certo punto insomma potevamo portarla a casa, però questo è il calcio, bisogna sapere accettare i risultati del campo, pensare che insomma, come dicevo prima,
prima, nelle ultime 4 partite abbiamo fatto il nostro dovere, per cui dobbiamo ritornare a fare quello che in casa abbiamo fatto ultimamente, ma sono sicuro che davanti a uno stadio del genere, insomma, la squadra farà una grande partita. Il tecnico rosarino deve fare i conti con diverse assenze nel reparto difensivo. Bagni e Diachité saranno indisponibili per squalifica, mentre per Pierozzi si è scelto di non correre rischi. Il suo rientro dovrebbe essere previsto dopo la sosta. Buone notizie invece arrivano da Beresischi, ormai vicino al pieno recupero e candidato a partire dal primo minuto contro il Padova. Sulla fascia destra possibile titolarità per Giasi, in avanti Palumba e Ledoron, a spalleggiare poi Giampalo. Si inizia alle 17:15. Il Catania si gode il primato e le ultime ore di riposo prima della ripresa degli allenamenti fissata per domani. Ai giocatori più utilizzati finora, Toscano conta di aggiungere qualche altro protagonista, anche attingendo al mercato. Marco Carli. Gruppo compatto, con alcuni giocatori che sono quasi sempre presenti. Come in ogni buona squadra che si rispetti, il Catania può contare su alcuni elementi che rappresentano la colonna portante per minuti giocati e prestazioni. Il primo di tutti è Dini, l'unico che ha giocato tutte le partite dall'inizio alla fine. I dati parlano chiaro e sono ultra noti. Migliore difesa e un intero girone senza subire gol in casa. Tanto merito del portiere, ma l'asse si completa con Di Gennaro, protagonista al centro della retroguardia. Una sola gara saltata per squalifica, l'ultima. Le ha giocate tutte casa sola, sostituito in soli 4 match. La retroguardia vive anche di un altro giocatore divenuto una certezza come Celli, anche lui fra i più impiegati in assoluto. Dal pacchetto arretrato nascono tante fortune, così come dai giocatori d'attacco. Forte e Lunetta sono gli esempi migliori. Gol e prestazioni, mentre altri attendono di dare il loro contributo al meglio, come Rolfini. Il girone di ritorno potrebbe essere quello della sua consacrazione. Il giocatore ha già fatto vedere buoni colpi e aveva anche segnato nella partita di Potenza. Il gol gli è stato poi annullato ingiustamente. Lì davanti, nella batteria dei trequartisti, potrebbe anche arrivare il primo squillo di mercato. La speranza è di avere Bruzzaniti già per Foggia. Vedremo, apertura ufficiale delle trattative il 2 gennaio. Squadra da domenica di nuovo in campo per allenarsi in vista del primo impegno del 2026, che Telecolor trasmetterà in diretta. Dopo la pausa natalizia, Siracusa e Trapani riprendono gli allenamenti. Domenica tocca agli azzurri, lunedì 29 ai Granata. Sergio Colosi. Delle altre 2 siciliane di Serie C, la prima a tornare in campo per la ripresa degli allenamenti sarà il Siracusa, domenica prima seduta per gli azzurri. Il centrocampista Ba piace al Cosenza, che però difficilmente accetterà le richieste economiche del club aretuseo. Il prossimo 4 gennaio, nella prima giornata del girone di ritorno, Siracusa al De Simone contro la Salernitana. Negli ambienti sportivi cittadini si parla delle dichiarazioni del presidente Ricci, che in una lettera aperta ha annunciato che farà fede agli impegni assunti. Rimangono però dubbi e incertezze sul futuro societario, alimentati dalla penalizzazione in arrivo da 4 a 6 punti. La classifica rimodulata è un tema caldo anche per il Trapani. Da lunedì 29 stop alle vacanze dei Granata, attesi da novità di mercato. In partenza i calciatori più richiesti per ridurre il monte ingaggi, come stabilito da Antonini. Alla ripresa del campionato il 4 gennaio il Trapani ospiterà il Casarano. Difficile ipotizzare oggi con quale formazione, perché il 2 aprirà il mercato e c'è chi potrebbe non tornare più in città. Ancora una notizia, futsal questa sera alle 20:30 al Pala Catania, big match fra Meta e L84 Torino. Di fronte le prime della classe, la Meta è in testa alla classifica, è reduce da 6 vittorie consecutive, i piemontesi inseguono al secondo posto e provengono da 4 vittorie e un pareggio. Ci fermiamo qui, l'appuntamento per altre notizie è alle 20, grazie per essere stati con noi, buon pomeriggio.